saluto a tutti gli appassionati di calcio giovanile. Oggi vi mostriamo la sintesi della gara tra Este e Virtus, quarta giornata del campionato allievi regionali Elite Under 17. Ecco servizio. Quarta giornata di campionato allievi regionali Elite Under 17 Girone A che si svolge al comunale di Vighizzolo d'Este. Saluti con distanziamento e la gara inizia con la battuta dei padroni di casa. La prima azione della Virtus. Brunelli servito in aria da Capitanio tira un fendente che si stampa sul palo. La regola non scritta del calcio dice gol sbagliato, gol subito. 4 minuti dopo Bologna dalla fascia mette al centro per Clinton che segna di testa. La Virtus accusa il colpo e un minuto dopo è De Toni a mancare la rete da buona posizione. Al 24esimo il Gavioli a concludere Zamboni devia in angolo. Al 32esimo viene ammonito Olivieri della Virtus. Il secondo tempo riprende con la battuta della Virtus. Al 13esimo il raddoppio dell'Este. Calcio d'angolo che attraversa tutta l'area sorprendendo la difesa avversaria e Clinton, ancora di testa, mette in rete con l'aiuto di una deviazione. Un minuto dopo il rinvio di Zamboni colpisce e finisce in rete, 3-0. La gara sembra avviarsi verso un risultato scontato. Con l'orgoglio la Virtus cerca di alzare la testa. Calcio d'angolo forte e teso in area di Pasquariello e Campedelli di testa infila la rete della bandiera. Al 18esimo ammonito Ottoni dell'Este. Al 20esimo il colpo di grazia per la Virtus. L'arbitro sente un'ingiuria ed espelle Peruzzi che si trovava dietro la sua figura. Da lì in poi la gara si spegne, un'azione di Forin che mette per Gavioli che tira alto. Segue un'altra conclusione fuori misura di De Toni. 31esimo ammonizione per Matiz della Virtus. Terza sconfitta consecutiva per la Virtus, mister Varanini dovrà riportare serenità e tranquillità tra i suoi ragazzi. La partita si trascina fino al triplice fischio finale dopo 4 minuti di recupero. Risultato finale: Este 3, Virtus 1. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.